Grazie Eccellenza, solo poche considerazioni alla fine del dibattito. Tutti hanno salutato con favore il fatto che questo decreto vada ad aggiornare e a migliorare sotto vari aspetti la nostra legislazione per quanto riguarda la repressione e addirittura la prevenzione, vorrei dire, delle molestie, delle violenze di genere. Credo anch'io che questo sia un passo importante e vorrei solo aggiungere alcune cose. La prima, è indubbio che se il nostro ordinamento già si era interrogato vari anni fa su come trattare queste tipologie, queste fattispecie di reato, definendole, arrivando a definirle reato specifico, è anche vero che a livello internazionale, e questo lo dico a chi magari crede poco nel multilateralismo, è vero che la Convenzione di Istanbul è stata un vero e proprio spartiacque, uno spartiacque definitivo che ha visto i paesi, e ce ne sono alcuni che stanno certamente peggio di noi, dover fare i conti con un insieme di principi che sono dei principi oramai riconosciuti da sempre più realtà statuali. La Repubblica di San Marino ha dovuto fare degli sforzi grossi, enormi, perché, come ha detto qualche consigliere prima di me, vuol dire fare anche investimenti, dotare l'amministrazione di un'attenzione particolare per affrontare queste tematiche, ma io credo che nel complesso sia stato fatto davvero un buon lavoro. E perché è chiaro che per prima cosa si crea la consapevolezza negli operatori e poi questa può a cascata essere rilanciata su tutta la comunità. Ora, già la visione, io credo che il tema più importante sia ritenere che argomenti come questi non sono mai conclusi, non sono mai finiti e devono sempre essere aggiornati. Se solo scorressimo la storia del secolo precedente, del secolo breve, ci renderemo conto come davvero le violenze, anche e specialmente psicologiche, oltre che fisiche, sul genere femminile, potessero essere considerate non solo all'ordine del giorno ma anche tollerate. Se noi pensiamo alla condizione degli omosessuali, ad esempio, e a quello che hanno dovuto subire nella storia del secolo scorso e in precedenza, ecco, forse pensare a questo ci induce anche ad una ulteriore riflessione. La riflessione che se oggi, quando ci troviamo di fronte a ragionamenti, ad esempio sul genere, che sembrano, almeno a me che parlo, in alcuni casi addirittura parossistici, nel tentativo di definire dei numeri di generi che sono ben al di sopra dell'1 e 2, ma sono molto molto più numerosi, ecco, dico, se da un lato questo può sembrare parossistico, forse però sull'altro piatto della bilancia c'è da considerare che questa riflessione siamo indotti a farla tutti, la dobbiamo fare e forse può andare nel senso di prendere coscienza che ciascuno ha diritto a un rispetto e ad essere ciò che vuole all'interno della società e ciò che può essere. Detto ciò, molti sono entrati sugli aspetti giuridici e credo che lo abbiano fatto anche in maniera molto convincente, lo vedremo dopo nell'analisi degli emendamenti. Io vorrei solamente dire una cosa, non possiamo permetterci di pensare che questo fenomeno, il fenomeno delle molestie, delle violenze, nella Repubblica di San Marino non esista. Prima il consigliere Menicucci ha dato i numeri riferiti agli accessi al servizio del Corpo della Gendarmeria. Ecco, non possiamo non solo pensare che non esista, ma neppure pensare che sia una cosa da prendere sotto traccia. Per un semplice motivo, per un motivo che è uno di quei reati che noi abbiamo definito reato e stiamo sempre più circoscrivendo, è uno di quei reati che spesso
proprio magari perché si consuma laddove meno dovrebbe consumarsi, cioè fra le mura domestiche, rimane nascosto, rimane non denunciato, rimane come una ferita forte nei confronti di una persona, che è una ferita forte nei confronti di una società. Noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, indubbiamente, possiamo stabilire tutti i reati che vogliamo, ma io sono convinto, come tanti che l'hanno detto prima di me, di questo mi compiaccio, che la sfida e la tematica sia prevalentemente educativa. E in questo credo che ci siano persone che hanno potuto imparare, magari dal volersi bene che hanno visto in famiglia, hanno potuto imparare a voler bene, a dare affetto, a ricevere affetto, a dare rispetto e a ricevere rispetto. Forse ci sono situazioni più complicate invece, nelle quali questo esempio non c'è stato, nelle quali l'esempio è stato invece il contrario, cioè la prevaricazione. Io qui non sto parlando di uomini o donne, la prevaricazione dell'uno sull'altro, il fatto che ci sia qualcuno che decide e qualcuno che deve seguire quelle decisioni, il fatto che ci sia qualcuno che merita rispetto e qualcun altro, magari all'interno della coppia, nella famiglia o addirittura per i figli, che quel rispetto non lo merita. Ecco, allora lasciatemi dire che dovremo interrogarci, io spero che questo riusciremo a farlo dal punto di vista proprio sociologico, dovremo interrogarci su qual è lo stato delle famiglie, lo dico volutamente al plurale, delle famiglie nel nostro Paese, perché credo che sia anche legato poi all'altro tema che spesso diciamo, cioè quello della natalità. Credo che dovremo interrogarci anche su quali possono essere gli istituti pubblici, statali, che valorizzino questo ruolo culturale. Io non credo che serva inserire, come si dice sempre, ore nella scuola di ogni tipo. Io credo che già le discipline che si studiano possano essere un importantissimo punto di partenza. Credo che ci siano stati dei progetti, ad esempio, fatti dall'Authority o dalla Commissione per le pari opportunità, che siano stati molto molto utili all'interno delle scuole, però lasciatemi dire, è paradossale che laddove parliamo di crisi delle famiglie, di crisi educative, alla fine la risposta che anche la politica abbia tentato di dare nel passato sia stata quella di dare meno scuola invece che più scuola. Ecco, io questo lo trovo veramente paradossale, ma così sono arrivato ad un altro argomento e ci arriveremo. Grazie consigliere Renzi.